Bella a tutti ragazzi, bella di un nuovo video. Aspetta, mercato Batman napoletano? Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare più che altro il post partita di Cremonese Napoli. Allora, Napoli che vince, che sta vincendo perché al momento in cui sto registrando il video siamo all'84esimo e 47 e Napoli vince per 2-0. Vanno al gol, cioè va al gol perché solo uno ha segnato Rasmus Højlund, il Napoli vince per 2-0. E a Cremonese che diciamo si è svegliata dal 60esimo in poi, diciamo dal 50esimo più o meno si è iniziata a svegliare. Più o meno, poi non si è visto più niente. Come vedete, guarda, ragazzi, qua mi sono tagliato. Ma che parata fatta per un po' a McTominay, mamma mia, guarda che tiro McTominay, mamma mia che parata. Vabbè, stavo dicendo, vedete che mi sono tagliato la barba, vabbè, in cateneva era solo con coppino, però ditemi qui sotto nei commenti come vi sembra. Vabbè, stavo dicendo, la Cremonese si è svegliata dopo, dopo una decina di minuti dall'inizio del secondo tempo. Cioè, no, in pratica l'abbiamo dominata noi. Quello l'ideale fosse stato che nel secondo tempo il Napoli l'avrebbe conclusa con un altro gol, quindi con il 3-0 Cremonese che sta attaccando. Vabbè, però siamo contenti così, però al momento siamo secondi in classifica con il Milan che è primo, rigore segnato da Nkunku se non sbaglio al 45esimo e che vince per 3-0 il Milan. Al momento è il primo in classifica. Ora a spera solo che a Rop l'Inter pareggio per contro l'Atalanta, va giù. Solo sperare che sto perdendo pareggio contro l'Atalanta, va giù perché sennò cioè, mo siamo al secondo posto su questa vittoria, però a sperare che l'Atalanta vince o pareggia. A sperare che Palladino riesce a fermare l'Inter, cioè a sperare solo questo. Cioè, proprio questo. Intanto, per chi non lo sapesse, su quel ipotetico fallo, queste cose le carte napoletane, vai giù. Ecco, non so niente cosa. Ah, boh. Stavo dicendo, per molti tifosi avversari del Milan, dell'Inter, stavano dicendo, lì il rigore su Zerbin, se il rigore su Zerbin era rigore, tanto entra Luca e Mazzocchi al posto di Oliund e chi? E Politano, penso, vabbè. In pratica, Zerbin si butta in terra, sì, comunque esce Politano e Olmo. Vabbè, si butta a terra Zerbin, perciò non è rigore, perché c'è un piccolo contatto, però non è rigore, perché vi spiego, mettiamo, questo è il giocatore del Napoli, questo è Zerbin, piccolo contatto, Zerbini che si butta in terra dentro l'area di rigore. Questo è il fallo che è stato fatto, ragazzi, non ci diciamo bugie, cioè questi qua non sono mai rigori, questi qua. Comunque, ragazzi, devo dire, abbiamo giocato una bellissima partita, una partita da 20.000, che abbiamo fatto 20.000 all'ora. Cioè, ve lo ripeto, ma mamma spera solo che all'Inter perdo pareggio, perché se no stiamo cagando. Perché ora siamo al secondo posto con 34 punti, con 34 punti. Mamma spera che mamma vince, vai giù. Vai giù. Oh. Di Lore, che stai film a fare? Vabbè, Lobotka, Gutierrez, avanza, avanza, passa mu, bravo, ripassa la Lobotka, ok, cioè, ma tu, cioè, perché si è fermato Gutierrez, boh,
Udite che cerca Luca di Trivela, se non sbaglio, sì. Vabbè, il Napoli che come di solito, come fa di solito, ritorna sempre dietro e non rischia mai tanto. Intanto oggi non hanno dato minuti di recupero. Tanto 10 km percorsi da McTominay. Io in campo voglio intanto. Oh, gli 11 secondo me. Ah no, ne hanno dati 5 minuti. Hanno dato un po' in ritardo, un po', non può dire, ma hanno dato un po' in ritardo, vai giù. Cremonese che attacca al 92esimo, Napoli che sta ripartendo, che riparte, passa, no, avanza, avanza un'altra poco e percorsa. Ah, bravo, bravo, puoi provare il tiro, no, vabbè. Uscito fuori, se ragazzi sapete sto facendo così perché intanto sto giocando un po' di solo con solitario, mentre vado la partita registro da solo con le carte napoletane, quindi faccio rendere conto di quello che sto facendo. Oggi manca poco, mancano 20 secondi. Comunque oggi mi è venuto in mente che questa qui è l'ultima partita. Prendetevi la palla, prendete. No, vabbè, è l'ultima partita del Napoli che fa nell'anno solare. Perché l'anno, per chi non lo sapesse, il 2025, gennaio, primo gennaio 2025, oggi, è stata è stata l'anno solare del Napoli. Intanto oggi è finito 2-0 per il Napoli, ha vinto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!